Ho voluto oggi portare qui l'Officina d'Arte per riconoscere quel giusto merito e impegno che negli anni si ha fatto e si sono contraddistinti al di fuori di ogni comune e di ogni regione. L'importanza di sostenere il terzo settore. Abbiamo voluto portarli in regione perché venisse a conoscenza e diffonderne quanto più, visto anche l'ultima opera che hanno donato alla comunità di Mozzecane, ma credo a un territorio che non è mai, come in questo momento, importante, un messaggio di pace che nell'ultima opera hanno voluto realizzare, dove l'abbiamo voluto fare nella città che per antonomasia è la culla della cultura, e credo che un testimone, una società del terzo settore che si occupi di cultura può lanciare messaggi e di coesione sociale straordinari. È stato un grande momento per noi questo, ricevere un'opera così importante, con il grande messaggio soprattutto che ci è stato affidato, che è quello della pace. E la pace in questo momento è uno dei valori più importanti ai quali tutti dobbiamo tendere e che dobbiamo realizzare sia quotidianamente ma anche nei rapporti tra stati, tra persone, e quindi sono veramente emozionata per poter ricevere questa grande opera d'arte. Penseremo dove collocarla, soprattutto che l'opera abbia un suo fine educativo e formativo, e quindi vedremo un luogo nel quale possa essere un messaggio visto da tutti, percepito da tutti e quotidianamente realizzato da tutti. È un gruppo che nel nostro comune si ripropone di dare libera espressione e realizzazione di opere di diversa natura, con una finalità che sia comunque oltre l'aspetto estetico, verso una maggiore comunicazione, condivisione e poi comunicazione di valori che siano significativi per tutta la comunità mozzecanese. Quindi ci fa onore il fatto di essere qui in Consiglio regionale, ci fa onore il fatto di aver avuto l'amministrazione comunale che ha secondato questi nostri intenti e ha dato valore a quest'ultimo nostro impegno verso la giusta rotta, che va nel senso di una promozione del valore della pace di cui abbiamo enormemente bisogno in questo crudele periodo. Antonio Oliva, che è il nostro coordinatore principale, ci ha introdotto mesi fa questa proposta molto importante di creare un lavoro a più mani, un'opera da donare all'amministrazione comunale, e il tema, diciamo, proposto è quello che probabilmente in questa epoca storica trova, diciamo, più importanza, che è quello della pace. Lui ci ha dato un input molto importante, che è una frase attribuita a Seneca: non si può dirigere il vento, ma si possono diciamo in qualche modo incanalare e dirigere le vele, e questo, diciamo, è stato veramente il là che ci ha fatto compiere questo passo importante, immediato, con una, diciamo, presa di coscienza sul tema della pace, e unita alla passione che abbiamo per l'arte, ed è nato questo lavoro che raccoglie più tele, piccole tele, incentrate appunto sul tema della vela, la vela che ci spinge verso un porto di pace, e è venuto fuori, a mio avviso, un lavoro molto importante da un punto di vista artistico, oltre che per il messaggio che questo porta. E l'auspicio è che la comunità intravede in questa opera, che andremo a collocare in paese, si pensa già a qualche luogo d'incontro appunto per i mozzecanesi, e possa incontrare nella visione di quest'opera proprio il messaggio che vogliamo portare. Ho vinto il premio nel 2023 per il Fiorino d'Oro, per il 30° dell'Unione Europea. Era una ceramica realizzata a puzzle, perché in fondo l'Unione Europea è un insieme di paesi, la solidarietà, e voleva rappresentare la solidarietà fra i paesi. È un premio che ha una sezione letteraria, sempre sulla città di Firenze, un premio di arti visive, e il mio era un premio speciale appunto sui 30° dell'Unione Europea.